Pio XII è iniziata l'internazionalizzazione, ma a questo processo deve essere posto un limite. Essere italiani non può essere una colpa. Conte alla guida di un partito ispirato dalla visione cristiana? Non lo vedo. Con Salvini e la leader di Fratelli d'Italia invece occorre dialogare. Lei oggi con merito è sulla cresta dell'onda. Ho votato no al referendum, dice ancora il cardinale Ruini al Corriere della Sera, che lasciamo dando pure un'occhiata però anche alla pagina lombarda del Corriere che si occupa di elezioni. Adesso ci arriviamo subito. Tra le altre cose si occupa di elezioni locali. Il PD espugna la città del Carroccio, Legnano, svolta a sinistra anche per Corsico, rimonta e vittoria per il quarantenne Radice a Legnano, errante a Corsico, battuto dall'asse del PD con Movimento 5 Stelle e Italia Viva. A Voghera invece Salvini festeggia legge e ordine per Paola Garlaschelli, che ha vinto al ballottaggio con un plebiscito. La continuità sorprende Lecco. Mauro Gattinoni, candidato del centro-sinistra, è il nuovo sindaco di Lecco, scrive il Corriere della Sera nella cronaca lombarda, che lasciamo per andare adesso a dare un'occhiata alle altre prime pagine. Partiamo dalla Verità che abbiamo citato prima. La Verità apre la sua prima pagina di stamani con il no alle mascherine all'aperto. Si prepara l'ennesimo decreto che limita le libertà a capocchia, scrive Maurizio Belpietro. Conte vuole imporre l'obbligo di indossare le mascherine sempre, ma praticamente tutti i medici ritengono la misura inutile quando non dannosa. Basterebbe il buonsenso, scrive il direttore della Verità in prima pagina. Purtroppo il buonsenso latita in chi pensa di ridurre gli orari dei ristoranti o blatera di battesimi con 200 persone, toti da voce al malumore delle regioni private dell'autonomia, dubbi sull'uso dell'esercito. La mascherina all'aperto non serve a niente, non lo dico io che non ho titoli, non aspiro a diventare un tuttologo, lo dicono gli esperti, scrive Maurizio Belpietro, non quelli da salotto, lo dicono Andrea Crisanti e Massimo Galli. Vale a dire due che il coronavirus lo hanno combattuto nella trincea del Veneto e della Lombardia, le regioni a marzo più colpite. La mascherina protegge, ma se io attraverso la strada e sono da solo e intorno a me non c'è nessuno, diventa un provvedimento difficilmente comprensibile, ha detto il professor Crisanti, l'uomo che con Zaia ha messo a punto la strategia sanitaria nei giorni d'emergenza. La mascherina, ha detto ancora all'ospedale Sacco il professor Massimo Galli, deve essere indossata anche all'aperto quando ci sono persone in vicinanza, mentre che uno debba metterla mentre passeggia da solo o sale in montagna in cordata singola è un'assurdità. Difficile dar torto ai due professori, scrive Belpietro. In lockdown va messo chi inventa le regole assurde. Dubbi degli esperti sulla mascherina, appunto, all'aperto va usata soltanto se c'è folla. E sempre dalla prima pagina della Verità, l'intervista al politologo Tarchi. C'è un utilizzo strumentale dell'emergenza per puntellare il Premier. Più positivi nei palazzi che a scuola, contagiato anche il direttore della Stampa Giannini. Colpo di scena, Trump torna a casa, non lasciate che il virus vi spaventi, il commento del nostro Stefano Graziosi. 500.000 del Papa in borse di lusso, titola ancora la Verità a centropagina, alla misteriosa donna legata al cardinale Becciu e alla massoneria, bonifici prelevati dal conto che serve a pagare il riscatto dei missionari rapiti. Lei spendeva i soldi per comprare oggetti di Chanel. C'è poi ancora da segnalare in prima pagina sulla Verità Marcello Veneziani, il manifesto ideologico di Bergoglio, l'enciclica Fratelli Tutti, Ecologia e Illuminismo. Fratelli Tutti è il manifesto ideologico del bergogliismo, scrive Veneziani. Non c'è più teologia ma ideologia impregnata di moralismo. Ci sono i suoi temi, i suoi teoremi, la cittadinanza universale, il popolo dei migranti, il dovere di accoglierli, scrive Veneziani, il mondo senza muri, senza confini, l'ambiente da salvare. Ci sono i suoi nemici, il nazionalismo, il populismo, il liberismo. Il contagio è attribuito al degrado ambientale, al dissesto ecologico, che col Covid c'entra poco. L'accusa di Francesco, in linea con la sua Santa Chiara, Greta Thunberg,
sottende un solo colpevole, l'egoismo capitalistico, e invece mai come in questo caso le responsabilità sono nelle mostruosità alimentari, negli incroci di mercato o di laboratorio, nella spregiudicatezza e nelle omertà di un paese sotto regime comunista, la Cina. La parola comunismo è dimenticata da Bergoglio, anche se alcune sue eredità appaiono in lui, a cominciare dall'attacco alla proprietà privata. È rimosso il pericolo cinese, una minaccia per la civiltà cristiana e per il mondo ben più imponente dei nazionalismi e dei populismi cosiddetti. Ma partiamo dal cuore dell'enciclica, il tema della fratellanza. Bergoglio si ripara sotto la tonaca di San Francesco, parla in suo nome, ma la fratellanza a cui allude Papa Francesco è il terzo principio della rivoluzione francese dopo liberté ed égalité. È una tesi che ho ritrovato anche in Massimo Cacciari ieri in un'intervista su Repubblica. Il Papa si richiama all'illuminismo, rilegge il messaggio di Francesco e lo piega in senso illuminista. La parola fratellanza con Bergoglio è un grimaldello che laicizza la Chiesa. Abbattuti i patti e i confini si apre all'immigrazione. Il Papa si richiama all'illuminismo nella versione rivoluzionaria e usa più volte la triade libertà, eguaglianza e fratellanza, cioè, dice Cacciari, il fulcro di quel pensiero laico storicamente opposto alla Chiesa. Così legge l'enciclica Marcello Veneziani, prima pagina sulla Verità. Mentre sempre dalla Verità, nel 2021 il governo vuole lasciare i lavoratori a loro stessi, evapora la cassa integrazione, scrive Claudio Antonelli, e a chiudere dalla prima pagina Francesco Borgonovo, i 12 sindaci per la vita, soldi a chi non abortisce, nel bresciano una rete di comuni che dà 400 euro per neonato. Mentre, lasciata la prima pagina, a pagina 3 c'è il commento di Daniele Capezzone sui giallorossi che si riaggrappano al virus, anche se nelle regioni monta il malumore col nuovo DPCM. I soldati a controllare i dispositivi di protezione individuale, torna la task force di Borrelli. Il presidente Conte dice niente coprifuoco per i locali, ma la nota di aggiornamento al documento di economia evoca chiusure selettive di alcuni settori. Toti sui governatori esautorati, dice, è stata lesa la democrazia. Mentre sempre dalla Verità va citato anche il pezzo, l'intervista di Antonello Piroso al politologo Marco Tarchi, professore di scienza politica all'Università di Firenze, l'emergenza manovrata per il culto di Giuseppi e per comprare consenso. Governo in crisi d'ansia per la gestione della pandemia, i grillini verso l'estinzione e Salvini si guardi da Giorgetti. Il leader della Lega sbaglia ad appiattirsi sulla destra, ha già troppi concorrenti lì. Nessun progetto coerente dietro i fondi a pioggia agevolati dall'Unione Europea, amica dei giallo-rossi. Per quanto concerne poi Matteo Salvini, la spallata ritentata in Toscana dopo quella fallita in Emilia-Romagna, politicamente è da considerarsi uno sconfitto? Chiede Piroso. Risponde il professor Tarchi: se avesse evitato di sbandierare di continuo l'ambizione di vincere 7-0 non darebbe questa impressione. Certamente in una fase di impasse, dopo la mossa del Papeete ha proceduto senza linea strategica, zigzagando sulle vicende dell'epidemia. Il problema per lui è che appiattirsi su un'immagine di destra, per giunta con alleati concorrenti pronti a mettergli i bastoni tra le ruote, non può che depotenziare il suo messaggio. Il 34% alle europee indicava uno sfondamento trasversale. Proseguire l'alleanza di governo con i 5 Stelle gli avrebbe giovato. Da chi deve guardarsi? Da Giorgetti sicuramente, perché è il portavoce di settori intenzionati a servirsi della Lega per i propri interessi. Zaia mi pare abbia un altro profilo, immischiarsi in una lotta di potere interno non gli gioverebbe. Così il professor Tarchi alla Verità. Ma dicevamo, c'è anche da segnalare il pezzo del nostro Stefano Graziosi, autore della rubrica Comeback qui su RPL, su Trump: dimesso, sono ringiovanito e la campagna elettorale si riaccende. Sono ringiovanito, lo dice il presidente americano. Il presidente lascia l'ospedale, non fatevi dominare dalla paura del virus. Anche la First Lady Melania quasi guarita, sui sondaggi Biden avanti, ma ora teme l'effetto empatia per lo scampato pericolo. Mentre da segnalare ancora la questione della cassa integrazione: i fondi crollano da 26 a 2,9 miliardi. Il governo finora ha mantenuto l'occupazione grazie al divieto di licenziare
e ai sussidi, però il prossimo anno stanzierà soltanto briciole per i lavoratori. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza prevede anche un calo di deficit e debito dal 2021 al 2023, cioè altre tasse in arrivo, mentre sempre dalla Verità va citata anche un'altra intervista a Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia. Il processo a Salvini si ritorcerà contro il governo e i magistrati. Non si manda a giudizio per reati ridicoli un ministro che svolge le sue funzioni. L'intervento dell'esercito ordinato con un DPCM sarebbe un precedente grave. Spero che sia una balla. Agli occhi di chi ha paura, l'emergenza Covid continua a fornire credibilità all'esecutivo Conte. Il leghista Giorgetti ha ragione, al centrodestra per vincere servono anche i moderati, mentre per quanto concerne l'indagine su Siri e l'eolico, manca la prova del passaggio di soldi, scrive Fabio Amendolara. Nell'ipotesi di corruzione per Siri non ci sono neanche intercettazioni. A indagini chiuse, il capo di imputazione principale corruzione è rimasto identico nel suo ruolo anche di sottosegretario alle infrastrutture. Armando Siri avrebbe asservito i suoi poteri a interessi privati, proponendo e concordando con gli organi apicali dei ministeri competenti, infrastrutture, sviluppo e ambiente, l'inserimento in provvedimenti normativi, ovvero proponendo emendamenti contenenti disposizioni in materia di incentivi per il mini eolico. Identica anche la formula usata dai PM sui 30.000 euro che i giornali avevano affibbiato con un virgolettato al principale indagato, Paolo Franco Arata, ex deputato di Forza Italia, nel 1994 presidente del Comitato Interparlamentare per lo Sviluppo Sostenibile, amministratore di svariate società. Stando a quanto riporta l'accusa nell'avviso chiusura indagini, Siri riceveva indebitamente la promessa e o la dazione di 30.000 euro da Arata. Dal verbale di incidente probatorio con l'interrogatorio di Vito Nicastri, indicato come il re dell'eolico in odor di mafia che faceva affari con le rinnovabili, però non c'è traccia della dazione di denaro. Neanche gli investigatori in 2 anni di indagine sono riusciti a trovarla e neppure ne hanno ricostruito i possibili passaggi. Così come non c'è traccia del virgolettato che riportano i giornali. Questa operazione ci è costata 30.000 euro, parole messe in bocca ad Arata, riferendosi ai compensi per Siri, per modificare le leggi. Un investigatore spiega alla Verità che quelle intercettazioni erano false, quelle frasi nel fascicolo non ci sono. Nel documento notificato ieri si parla di dazione promessa in cambio di un favore, la norma da inserire nel DEF che avrebbe consentito di ampliare i finanziamenti per il settore del mini eolico, retrodatando la concessione al momento della costituzione di alcune società di Nicastri, norma che oltretutto non è mai stata inserita nel DEF, nel documento di economia. Nell'avviso di conclusione indagini c'è anche un altro capo di imputazione. Al centro Leonardo, l'ex Finmeccanica che opera nei settori aerospazio, difesa e sicurezza. Siri, secondo l'accusa, in concorso con Arata e 2 funzionari di Leonardo, si attivava per ottenere un provvedimento che finanziasse il completamento dell'aeroporto di Viterbo di interesse della Leonardo SpA. Esercitava pressioni sul comandante della Guardia Costiera, ammiraglio Pettorino, per determinarlo a rimuovere un controammiraglio dall'incarico di responsabile unico del procedimento nell'ambito di un appalto in essere ma in scadenza per la fornitura di sistemi radar, essendo il controammiraglio da rimuovere appunto inviso alla Leonardo. Anche in questo caso viene ipotizzata in modo molto macchinoso una mazzetta, 8.000 euro anticipate dai 2 funzionari appunto della Leonardo SpA che avevano programmato di riottenere la provvista, pur non riuscendo nell'intento, mediante il pagamento da parte di Leonardo di una fattura emessa da una società. Ora la palla passa alle difese. Insomma, Fabio Amendolara ci racconta di molto fumo nella vicenda Siri, mentre sempre dalla Verità il conto del Vaticano per i rapiti usato dalla dama di Becciu che comprava le Chanel. Dopo lo scoop della Verità, le Iene, Italia 1, rivelano che la Marogna, la signora al centro della vicenda, avrebbe speso $500.000 in borse Chanel grazie a un bonifico dell'ex cardinale. La donna vantava rapporti anche con un presunto jihadista.
Sempre poi dalla Verità, vi segnalo rapidamente il pezzo di Maurizio Caverzan sul nuovo libro di Susanna Tamaro, Né nuovi diritti né gender. Alla Tamaro bastano lui e lei per narrare il vero amore. La grande scrittrice torna al romanzo con una vicenda solida, schietta, struggente, in cui a parlare è il mistero dell'esistenza, senza pretestuose prediche ideologiche. Così sulla Verità. Intanto anche Enrico Montesano sfilerà alla Marcia per la Liberazione. Il 10 ottobre il mondo sovranista di destra e di sinistra manifesterà nella capitale, a Roma, mentre lasciamo la Verità di oggi con un'altra notizia, l'abbiamo già intravista prima, commentata da Camilla Conti, la moneta del futuro, nozze Nexi SIA, nasce un colosso da 15 miliardi. Cassa Depositi e Prestiti, primo azionista al 25%. La nuova società di pagamenti digitali ha una supercapitalizzazione e un fatturato aggregato di 1.800 milioni. Determinante il ruolo di Intesa San Paolo, che ieri ha anche chiuso un accordo con la Svizzera Rail. Matrimonio dunque tra Nexi e SIA, nasce un colosso dei pagamenti digitali del valore di oltre 15 miliardi, nella top 10 dei maggiori titoli quotati in borsa, assestandosi ai prezzi di ieri al 9° posto. La Paytech italiana conterà su 5.500 collaboratori in 15 paesi, oltre 4.000 nel polo tutto italiano di tecnologia e innovazione digitale. A scambiarsi le fedi sono SIA, che è la società che realizza e gestisce infrastrutture e servizi per i sistemi di pagamento controllata da Cassa Depositi e Prestiti, e Nexi, di fatto la ex Carta Sì, che fa capo ai fondi Bain, Avent e Clessidra, con la società veicolo Mercury. Con le nozze il principale azionista diventerà Cassa Depositi e Prestiti, controllata dal Ministero dell'Economia. L'incorporazione sulla base di un rapporto di cambio per cui gli azionisti SIA riceveranno 1,5761 azioni in Nexi per ogni titolo SIA. Così sulla Verità, una holding con Cassa Depositi e Prestiti anche per salvare gli stilisti, è la proposta del presidente del gruppo di logistica Alessandro Giglio. I negozi sono vuoti, i marchi si consorzino per conquistare gli e-commerce. Ma questo a proposito del nostro Made in Italy sotto il profilo dell'abbigliamento, appunto. Mentre chiudiamo dalla Verità l'intervista di Adriano Scianca a Simone Regazzoni, la palestra di Platone, filosofia come allenamento. La sinistra moralista odia il corpo, dice Simone Regazzoni, filosofo genovese, ma la vera filosofia si fa in palestra. Platone meno conosciuto era un lottatore e atleta, basta con gli intellettuali emaciati. Io mi mostro mentre combatto, allenarsi non è una cosa da fascisti. Lasciamo la Verità e andiamo a vedere Libero. Prima pagina di Libero dedicata alle gravi minacce alle leghiste, alle donne leghiste, attacchi violenti della sinistra. In prima fila ci sono Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, Cristina Patelli, deputata, Miriam Scandroglio, candidata leghista, Susanna Ceccardi, eurodeputata, Nicla Virgilio, candidata a Ellinnica. Ti stupro, hai la merda nel cervello, devi morire. Le salviniane sono nel mirino, ma le femministe tacciono e per il PD la Casellati non può neppure dire la sua. Il commento è quello di Filippo Facci. Ehi, avanzi del boldrinismo. Ehi, Michele Murge e vari sottoprodotti dell'antisessismo. Forse non avete inteso quanto il vostro parlare di odio suoni odioso, perché è disonesto, parziale, fazioso, settario, partigianesco e scorretto, ma soprattutto muto quando le vittime non sono amiche vostre. Qualche esempio? 1. Alla leghista milanese Silvia Sardone ieri: ti stupriamo, muori bruciata, puttana schifosa, merda, razzista del cazzo, figlia di Troia, zoccola. Questo nelle chat private dei profili social della Sardone dopo che si era detta contraria alla costruzione di una moschea in via Novara a Milano. Insulti riconducibili a stranieri, chiaramente islamici, che in genere risparmiano solo chi sul tema non dice una parola. 2. Ancora a Silvia Sardone da parte del renziano Gianfranco Librandi su Rete 4. Tu pulirai i bagni degli africani. Detto da una trottola, Librandi, passata in 20 anni da Forza Italia, Scelta Civica, PD, Renzi. Un signore che intendeva compiutamente: andrai a pulire i bagni degli africani perché saranno più ricchi di noi. Certo, l'espressione è un po' forte e forse noi non avremmo fatto grandi scenate, ma loro?
Le Boldrine e le Murge, le neofemministe, cosa avrebbero detto se un leghista avesse detto pulirai i bagni degli africani a una renziana di Essina o Grillina? 3. Alla candidata leghista Aylin Nika, ventenne, nata in Turchia, figlia di romeni, studentessa di economia che vive nel Modenese da quando aveva 9 anni, zingara, rumena e leghista, qualcuno andrà a spiegare cosa c'è nel cervello di certa gente oltre la merda? Lo sai che la Lega è razzista? Sei più tagliata per Miss Italia, venduta al partito che odia quelli come i tuoi genitori. E questo per fermarci ai messaggi social di contenuto. 4. Alla deputata leghista biellese Cristina Patelli, sempre via social: se muore qualcuno per responsabilità della Lega ti uccido. 5. Alla candidata sindaco della provincia di Trento Monica Ceccato, con biglietti anonimi attaccati per tutto il paese di Lavis: Ceccato Mona, vai a cagare macaca, che almeno fa ridere. Alla candidata regionale leghista Miriam Scandaroglio, campana cresciuta nel milanese, originaria della Costa d'Avorio, negra da cortile, ridicola buffona: se non fossi stata adottata saresti su un barcone, negazionista, in Costa d'Avorio saresti una prostituta, zoccola, ti frega un cazzo di chi muore in mare. Da segnalare anche gli insulti definiti sessisti alla candidata regionale leghista Nicla Virgilio, ex vice sindaco di Aversa in Campania. All'ormai collaudata Susanna Ceccardi, candidata in Toscana: scema, fascista, nazista, vai a casa tua, buffona, cretina, Barbie nazista, cervello da oca, omofoba, troglodita, inetta gentaglia, odiatrice degli ultimi, fascista. Questi non sono insulti social, ma a viva voce a Livorno, dove la Ceccardi era per motivi elettorali. Ora, conclude Facci su Libero, l'elenco si potrebbe allungare, ma sarebbe stucchevole. Più stucchevole però è che a sinistra, dispiace ma il problema è a sinistra, non affrontino il nodo che solo la sinistra può sciogliere, quello di un antisessismo professionale smaccatamente parziale, una rendita di posizione divisiva che accelera lo stesso odio che sostiene di denunciare. Questo contro una destra che può solo continuare a incassare, però intanto a candidare, per esempio alle regionali, più donne che uomini, e che di governatrici regionali può vantarne almeno 2, sinistra 0 su 20 governatori maschi. La sinistra può fare il meglio, nell'attesa il suo personale antisessista ha un nuovo elenco su cui lavorare, vedi sopra. E i compagni provano a zittire anche Casellati, perché di destra, scrive Francesco Specchia in un'intervista al Corriere, la Presidente del Senato chiede chiarezza al governo sulla pandemia. Democratici e 5 Stelle insorgono, sia neutrale, però a Fini e Fico non hanno mai detto nulla. Così. Libero in prima pagina. Poi ancora sull'emergenza usata male 2 commenti. Francesco Bellomo: oltre i divieti c'è il nulla, lasciateci liberi e spendiamo di più per i fannulloni che per il Covid, scrive Sandro Iacometti. Cos'hanno in comune medici e infermieri che salvano le vite e i fannulloni spesso fuori legge che si beccano il reddito di cittadinanza? Una cosa c'è: entrambi sono pagati con i soldi dei contribuenti, pur nella loro siderale diversità dipendono dagli stanziamenti pubblici. Tra le 1000 cifre nella nota di aggiornamento al DEF, molte delle quali costruite sui soldi del Recovery Fund che neanche la Merkel è in grado di dire quando e se arriveranno, tra le molte cifre, scrive Iacometti, c'è anche una buona notizia: i finanziamenti per la sanità aumentano. Quella cattiva è di quanto, perché il sistema sanitario non sembra essere in cima ai pensieri del governo. Spendiamo di più per i fannulloni che per il Covid. Il reddito di cittadinanza costerà 2 miliardi in più all'anno, una cifra maggiore dell'aggravio dei costi per la sanità. Così il governo investe le risorse per rilanciare il paese, scrive Libero con Sandro Iacometti in prima pagina, mentre c'è l'intervista a Piero Angela: signori, non parlo più di virus, bisogna salvare l'economia, titola Libero in prima pagina. Il Covid ormai è solo un problema di comportamento, non parlo più di virus, così rischia di saltare l'economia, ci vorrebbe l'esercito, dice Piero Angela, che ancora conduce Super Quark. E poi le 7 vite di La Capria, commentato da Vittorio Feltri, uno scrittore che si confessa un gigante, scrive Vittorio Feltri commentando appunto Raffaele La Capria, recensendo anzi le 7 vite di Raffaele La Capria. Nel suo libro intervista l'autore parla dei suoi maestri e spiega perché per lui la scrittura è soprattutto un atto d'amore. È un gigante, scrive Vittorio Feltri. A chiudere la prima pagina, il Papa che benedice la sottomissione agli islamici nell'enciclica, pagina 19, poi il commento
di Gianluca Veneziani. E con questo abbiamo visto anche la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere adesso anche la Repubblica e poi la Stampa. La Repubblica mette in primo piano stamani il virus, riparte la battaglia, seconda ondata, siamo entrati nella nuova fase della pandemia, controlli rafforzati per chi arriva da Olanda, Belgio, Regno Unito, verso l'obbligo di mascherine e distanziamento ovunque, possibili lockdown locali, allarme contagi in Campania, De Luca ordina la chiusura anticipata dei bar, scrive Repubblica nel riassunto di prima pagina. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Vai veloce tu! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio! Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino. Una depressione porta ancora per oggi nuvolosità a tratti estesa, ma spostandosi verso oriente richiamerà domani correnti in quota da nord-ovest associate a tempo più stabile. Il tempo di oggi sarà in parte soleggiato al mattino, con nuvolosità in progressivo aumento che porterà via via alcune precipitazioni in serata, soprattutto sulla fascia alpina e prealpina, con limite neve attorno ai 2000 metri di quota. Occasionalmente qualche goccia fin sull'alta pianura. Le temperature massime sono previste da 17 a 20 gradi. Per domani rasserenamento nella notte, sotto rinforzi di vento da nord in montagna e favogno moderato sulle prealpi e a tratti fin sulla pianura. Sulle creste alpine di confine addensamenti nuvolosi e qualche fiocco di neve. Tempo abbastanza soleggiato giovedì e venerdì con qualche innocuo passaggio di nubi medio-alte. Tendenza per sabato, sole prevalente in giornata, salvo qualche nuvola di passaggio, poi in serata nuvolosità in aumento accompagnata da alcune precipitazioni. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. E intanto apriamo come al solito la finestra sulla mattinata, poi alle 9.30 come sapete la rubrica Amor di Media del professor Volli, oggi si parla di fake news, a seguire il Zoom, la rubrica di Antonino Danna alle 12, come tutti i giorni talk nella martedì nella versione alto mare condotta da Sara Garino. Oggi si parla di elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Buongiorno Sara. Buongiorno Giulio, Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo di elezioni presidenziali con un ospite particolarmente interessante, l'ambasciatore ed ex ministro degli esteri Giulio Terzi, no? Esattamente Giulio, il massimo esperto di questioni che concernono gli Stati Uniti, quindi sarà un vero piacere e un onore poterlo ospitare in trasmissione per fare davvero un excursus a 360 gradi su quelli che sono gli Stati Uniti oggi, in un'epoca che ragionevolmente potremmo definire post-globale, anche alla luce di tutte quelle che sono state le innovazioni e le discontinuità portate dall'epoca Trump. Quindi davvero ripercorreremo questi 4 anni del suo mandato
dalla vittoria nel 2016, sondando quelle che sono state le vere ragioni del successo di Trump, fino alla politica estera, che è stata impegnata su uno scacchiere internazionale con molteplici fronti caldi, per parlare ovviamente anche di politica economica, che è stata sconquassata dall'attualità, quindi da questa pandemia di coronavirus, che certo ha anche modificato parecchio quelli che erano gli intendimenti, i piani del Presidente per questo fine mandato. Il tutto, come ho anticipato prima, con lo sfondo della fine, dell'oggettivo fallimento della globalizzazione, intesa come l'abbiamo intesa dagli anni 70 a oggi come utopia del non luogo. E l'introduzione di Angelo Polimeno Bottai, collega e vice direttore del TG1, presidente di Eureka, un'associazione di cui Terzi, l'ambasciatore, l'ex ministro Terzi, presiede il comitato scientifico, e poi avremo modo anche di fare una diretta in settimana su... Esattamente, nel pomeriggio ci sarà una diretta riferita ancora a questioni che concernono le imminenti elezioni negli Stati Uniti. Angelo Polimeno Bottai presenterà un libro, il libro di Andrew Spanhaus, che in maniera estremamente tagliente tratteggia anche egli quelli che sono stati 4 anni di questo mandato presidenziale di Trump, con interventi di Giorgetti e di Massimo D'Alema, quindi un altro appuntamento assolutamente da non perdere. Bene. In continuità con quello che affronteremo oggi con l'ambasciatore Terzi. Alle ore 12. Grazie a Sara Garino, a più tardi, buon lavoro e buona giornata. Grazie Sara. Giulio, buon lavoro anche a te e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Alle ore 10:30 invece l'appuntamento con Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Come cambiano le professioni dopo il Covid? Ci sarà ancora il posto fisso o dovremo studiare tutta la vita per lavorare in team con un approccio proattivo? Mario Alberto Catarozzo, formatore giurista, ne parla appunto con Antonino Danna alle 10:35 di stamani. Alle ore 13 invece Potere al Popolo con Sammy Varin, che sente i vincitori delle elezioni, ovvero, per fare un esempio, in Campania Severino Nappi, diventato consigliere regionale. In Piemonte Venaria, Torino, che da rossa diventa di centrodestra. A Vico Faro Pistoia e i cittadini sono con la consigliera comunale Cinzia Cerdini, e poi in Puglia, dove Antonio Cirillo organizza eventi riservati anche a ragazzi e ragazze speciali disabili. Potere al Popolo a partire dalle ore 13 con Sammy Varin. Mentre torniamo adesso ai quotidiani, da Repubblica. L'apertura, dicevamo, sul virus, riparte la battaglia, la svolta sui migranti, il governo cancella i decreti Salvini e poi le amministrative ai ballottaggi, premiata l'alleanza PD 5 Stelle, scrive Repubblica in prima pagina. C'è da citare sempre sulla Repubblica di oggi anche un resoconto, un servizio, il reportage anzi, dal Nagorno-Karabakh di Pietro Del Re, che continua a raccontare una guerra molto trascurata. Difenderemo le chiese e ora gli armeni temono una guerra di religione. Paradossalmente l'edificio più prezioso in città è una moschea ristrutturata dai cristiani. Da Shushi, nel Nagorno-Karabakh, l'inviato di Repubblica Pietro Del Re. Sono ovunque le cicatrici dell'eroica battaglia della primavera del 92, quando le milizie armene riuscirono a espugnare, al prezzo di migliaia di vite, la capitale culturale del Nagorno-Karabakh, fortificata da mura ciclopiche in cima a un monte che sfiora i 1800 metri. Molte chiese, molte moschee di Shushi sono ancora cumuli di pietre, così come sono in rovina gli edifici di numerosi quartieri, mai ricostruiti per i tanti morti e profughi provocati dalla guerra che da allora oppone i secessionisti appoggiati dall'Armenia all'esercito dell'Azerbaigian. La cattedrale di Gaziantep, il cui campanile fu scapitozzato dagli azeri prima della disfatta, è stata però restaurata quasi subito come un simbolo di rinascita, per farla nuovamente svettare massiccia e solitaria sulla collina più alta della città. In epoca sovietica la cattedrale era usata come granaio e come garage, mentre gli azeri ci tenevano le armi, dice Arman Gorodnici, un giovane sacerdote che incontriamo in cattedrale. L'Azerbaigian vuole riconquistare queste montagne
Perciò terrorizza la popolazione bombardandola pesantemente per spingerla a fuggire, dice il prete, che ci conduce nel vasto scantinato della Canonica, dove hanno trovato rifugio diverse famiglie da quando l'Azerbaigian ha cominciato a bersagliare Shushi e Stepanakert, la piccola capitale dell'autoproclamata Repubblica del Karabakh, con artiglieria pesante, con i droni da combattimento, uccidendo e ferendo decine di civili. Ma non lasceranno la città neanche se la bombardano con l'atomica, perché si considerano i custodi della cultura e della religione cristiana a cui da sempre ha fatto riferimento il popolo di questa terra. Sono consapevoli che ogni muro, ogni strada di Shushi è stato costruito nei secoli, col sudore dei loro antenati. Sono sopravvissuti a molti massacri, sono certi che sopravviveranno anche a una nuova possibile invasione azera. Per capire le radici del conflitto che funesta questa enclave, racconta Del Re, basta esaminare la storia della città, che già 2 secoli fa fu separata in 2 aree distinte. In una vivevano i musulmani azeri, nell'altra i cristiani armeni. Dopo la conquista bolscevica del Caucaso, nel 1920, per volere di Stalin, queste montagne furono arbitrariamente assegnate all'Azerbaigian. Lo stesso anno, dopo la richiesta della maggioranza dei suoi abitanti di venire annessi all'Armenia, la repressione dell'esercito fu durissima, fino a trasformarsi in un pogrom, con turchi e azeri che arrivarono da oltre confine e che soltanto a Shushi massacrarono 20.000 armeni, racconta il prete. Paradossalmente, sebbene la cattedrale di Gaziantep sia la sede della diocesi della Chiesa Apostolica Armena del Karabakh, il monumento più prezioso di Shushi è una splendida moschea persiana costruita alla fine dell'Ottocento, anch'essa chiusa durante il comunismo, anch'essa danneggiata dai violenti combattimenti del 92. Con 2 eleganti minareti costruiti in mattoni e un edificio centrale in pietra, la moschea Gogvar Aga è stata recentemente restaurata da una fondazione armena. In città non è rimasto un solo musulmano, dice ancora Gorodnici, ma questa moschea fa parte del nostro patrimonio storico-artistico, andava protetta e riportata agli antichi splendori. Durante i lavori di ricostruzione, sotto la scuola coranica della moschea, sono stati rinvenuti i resti di un mausoleo proto-cristiano, perché, come è accaduto spesso in questa regione, l'ultimo a conquistare una città ha costruito i suoi luoghi di culto su strutture preesistenti. Il prete, continua l'inviato di Repubblica, ci vuole mostrare un altro sito alle porte di Shushi, che inizialmente pensiamo si tratti di attrazione turistica, dopo aver letto la scritta, anche in inglese, riportata su un'insegna arrugginita, Hunut Gorges, le gole di Hunut, che in un panorama fiabesco si aprono ripidissime tra pareti di roccia sovrastate da boschi rigogliosi. È da queste rupi che, dopo averle violentate, i turchi e gli azeri buttavano di sotto le armene incinte, dice il prete, con lo sguardo rivolto verso l'orrido. Quando gli diciamo che poco prima il segretario della NATO, Stoltenberg, si era detto profondamente preoccupato dall'escalation delle ostilità e che aveva chiesto alla Turchia di usare la sua influenza sull'Azerbaigian per calmare le tensioni, il prete scoppia a ridere e dice: l'Azerbaigian non ci avrebbe mai aggrediti senza l'appoggio, o meglio l'incoraggiamento della Turchia. Siamo un sassolino nella scarpa di Erdogan, che vorrebbe estendere il suo impero dai Balcani alla Cina, ma in mezzo ci siamo noi. Torniamo in fretta nel seminterrato della Canonica per pranzare con le famiglie ospitate dalla diocesi. Vediamo soprattutto anziani, racconta l'inviato di Repubblica, donne e bambini, perché, come ci spiega Don Gorodnici, ogni volta che si riaccende questa guerra, gli uomini dai 18 ai 70 anni creano un esercito di volontari, come se tutta la popolazione maschile fosse composta da riservisti. Un razzo sparato dall'Azerbaigian esplode a poche centinaia di metri. Per fortuna ancora risparmiano le chiese, dice il prete, ma li conosco, tra qualche giorno non si faranno più scrupoli e allora diventeremo noi il primo bersaglio. Così racconta Pietro Dal Re, encomiabilissimo su Repubblica, uno dei pochi che sta coprendo davvero ciò che accade nel Nagorno-Karabakh. Con questo lasciamo anche Repubblica, andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina della Stampa di Torino. La Stampa apre con il suo direttore che racconta del Covid, Massimo Giannini, la lezione che imparo dal Covid, ma c'è anche un'intervista al ministro degli esteri Di Maio che esulta per i risultati dei ballottaggi. Le alleanze pagano, nei conti però la bomba delle pensioni, scrive
La Stampa in prima pagina, poi vediamo in che modo. E per quanto riguarda invece il direttore della Stampa, Massimo Giannini, ho il coronavirus, scrive Giannini, l'ho scoperto 2 giorni fa dopo un sabato di tosse, mal di gola, dolori al torace e una domenica al pronto soccorso Covid di un grande ospedale romano per accertamenti. Alla fine diagnosi inequivocabile, tampone positivo, l'agente patogeno è nel mio organismo, ma TAC negativa, i polmoni sono puliti per fortuna. Prognosi inevitabile, quarantena, isolamento, terapia domiciliare per 2 settimane. Fino a nuovo tampone e salvo complicazioni. La notizia di per sé conta poco. Come giusto, la mia salute non interessa a nessuno se non familiari e amici, ma se ne parlo e ne scrivo è solo per 2 motivi importanti. Il primo riguarda il nostro giornale, la nostra comunità. Il rischio di contagio nella redazione di un quotidiano va gestito con rigore. Ce ne siamo fatti carico, abbiamo garantito la sicurezza, ma insieme a questo dovere ci guida un obbligo nei confronti dei lettori continuare a informarvi. Il giornale sarà regolarmente in edicola e il sito internet regolarmente online. Il secondo motivo riguarda il nostro paese, la convivenza civile. Nelle 11 ore al reparto Covid Policlinico Gemelli ho visto tante persone ricoverate, ho sentito tanti pazienti piangere e gridare di dolore, ho parlato con medici e infermieri, mi hanno raccontato quanto stiano crescendo i ricoveri urgenti, come si stiano riaprendo le terapie intensive, racconta Massimo Giannini in prima pagina sul giornale da lui diretto La Stampa. Penso che qualche ora di visita in questi luoghi farebbe bene a ognuno. Sarebbe lezione utile di fronte alla drammatica impostura dei negazionisti e alla cinica disinvoltura dei riduzionisti, di fronte all'insofferenza degli imprenditori, all'indifferenza dei giovani verso le restrizioni imposte dalle autorità. Di fronte a un pericolo mortale, che scenda il grande oblio sulla tragedia di marzo e aprile, sui 10.000 morti soli, senza l'ultima carezza, sugli eroi in corsia. Il governo sta per varare un nuovo DPCM, stato di eccezione. Un sacrificio doloroso, ai limiti della costituzionalità, ma necessario, conclude il direttore della Stampa, a condizione che finisca il disordine tra governo e regioni e le scelte fatte e da fare si discutano nell'unico luogo in cui si esercita la volontà del popolo, il Parlamento. Qualche ulteriore rinuncia adesso forse servirà a evitare un rovinoso lockdown dopo. Facciamola tutti insieme. Come ha scritto Abraham Yehoshua sul nostro giornale, il dovere di mantenersi coesi e rispettare la legge in una società pluralista come la nostra è sacrosanto e le forze liberali e illuminate dovrebbero essere in prima fila. Noi ci siamo, ci saremo sempre. Così il direttore della Stampa di Torino in prima pagina. Mentre sempre dalla Stampa, dopo 26 anni sono ritornata a spalare il fango. Gianna Tamburi lo racconta a proposito dell'emergenza maltempo nel nord-ovest, fragile, metà abitanti a rischio calamità, 95 eventi in 10 anni. Addio alla mannaia, invece, il titolo del buongiorno di Mattia Feltri. Tocca fare un paio di premesse. Non tutti quelli che hanno votato sì al taglio dei parlamentari sono populisti, ma la stragrande maggioranza sono sospettabili di esserlo. Secondo, perlomeno dopo i 15 anni non sono mai stato preda della mitologia dei giovani come portatori di disinteressata purezza. Però mi ha colpito parecchio un sondaggio di SVG, secondo il quale i ragazzi fra i 18 e i 21 anni hanno votato in prevalenza no, quasi il 53%. Fosse per loro avremmo ancora un Parlamento non mutilato e a cui non bisognerebbe porre rimedio con ulteriori emergenziali riforme. La percentuale sale e ribalta il risultato del referendum fra i ragazzi appassionati di politica, 69%, ed è corposa fra quelli vicini al Partito Democratico, 57%, e soprattutto fra quelli alla ricerca di un partito di cui fidarsi. I miei preferiti, 59%. Quando i 20 anni li avevo io, scrive Mattia Feltri, eravamo tutti scemi e entusiasti della rivoluzione di Mani Pulite, soprattutto perché sapeva di ghigliottina e anche noi volevamo tagliare e ci eccitava l'odore del sangue. Ricordo un sondaggio, i giovani ritenevano Di Pietro il più eroico di tutti, pure di Karol Wojtyla, Andreotti il più malvagio, pure di Hitler, molto scemi. Ora la domanda è, nel frattempo ai giovani che è successo? Facile, sono invecchiati, spesso male, e insistono nell'affidarsi alla dottrina della mannaia, però stranamente hanno figli saggi che continuano a credere nella politica, nonostante i genitori, scrive in prima pagina nella sua rubrica appunto
Mattia Feltri. Mentre per la politica interna la minaccia di Casaleggio, pronto a portare tutti in tribunale, nel Movimento 5 Stelle scontro, i parlamentari chiedono a Grillo di riprendersi il simbolo, l'ultimo diverbio dopo l'intervento del figlio del fondatore sul blog delle stelle. Li porto tutti in tribunale. Davide Casaleggio ha pronunciato queste parole più volte. Non l'ha fatto solo lui, anche Enrica Sabatini, suo braccio destro, numero 2 di Associazione Rousseau, l'ha comunicato a uno dei parlamentari che mantengono un contatto con Casaleggio, ormai in guerra con gli eletti del Movimento 5 Stelle. Casaleggio sarebbe intenzionato ad arrivare in tribunale se la lite con deputati e senatori non dovesse risolversi. In ballo i finanziamenti a partire dai 300 euro che i parlamentari sono tenuti a versare a Rousseau, che gestisce la piattaforma, ma soprattutto l'uso del simbolo, del blog delle stelle, il senso ultimo del movimento, l'ultimo scontro sul blog, di chi è, cosa rappresenta, chi può scriverci sopra. I parlamentari hanno accusato Casaleggio di farne uso privato, come ha fatto domenica lanciando le sue accuse contro la voglia di diventare partito da parte dei grillini. All'imprenditore ha risposto il comitato di garanzia con reggente Vito Crimi con un comunicato in cui si dava a Casaleggio dell'abusivo per la strumentalizzazione del blog. A proposito di 5 Stelle, c'è una lunga intervista di Andrea Malaguti al ministro degli esteri, Di Maio. L'alleanza premia i 5 Stelle, rafforza Conte, i soldi del recovery per aiutare le imprese. Il ministro Di Maio esulta per il risultato nei ballottaggi, evita polemiche con Di Battista, manda un messaggio a Zingaretti. Casaleggio vuole andare da un giudice? Non esageriamo, bisogna ritrovare unità. Abbiamo vinto in tutti i comuni in cui siamo andati in coalizione. Non diventeremo un partito, ma dobbiamo unirci sui nostri valori, tradurli in una leadership. Non voglio più candidati che sfruttano il nostro brand e ci tradiscono dopo. Entrare nel PPE ce lo chiedono in molti, forse perché siamo una forza innovativa e moderata. Fra Trump e Biden scelgo gli Stati Uniti, ma con Pompeo si è creato un legame molto forte, dice il ministro Di Maio. Con questo lasciamo anche La Stampa. C'è da segnalare un'intervista al virologo Arnaldo Caruso, presidente della Società Italiana di Virologia, che prepara il laboratorio di microbiologia dell'Università di Brescia, che dirige, per un ulteriore aumento previsto dei contagi. I locali piccoli devono chiudere, dice il professor Arnaldo Caruso alla Stampa, e al sud c'è il rischio lockdown, coprifuoco, il virus non ha orari, serve la mascherina ovunque, le scuole vanno lasciate aperte, i bambini non si ammalano, qualche contagiato è tollerabile. Al nord non si può certo parlare di immunità di gregge, ma al momento c'è più resistenza, dice il virologo, il professor Caruso. Da segnalare anche una chiacchierata con l'ex ministro Ferruccio Fazio, ora sindaco di Garessio, Cuneo. I comuni non hanno fondi, il governo scarica le colpe. Il ministero non dà regole di comportamento, qui stiamo parlando del maltempo e dei disastri, è un segnale dell'incompetenza del governo. L'ecosistema e i torrenti non seguono i confini burocratici e amministrativi. Non bisogna più perdere tempo, dice l'ex ministro Fazio. Lasciamo con questo anche La Stampa. Ci sono 2 pagine dedicate al politicamente corretto. Non chiamateli stranieri. Berlino che riscrive le regole del lessico antirazzista, un manuale negli uffici pubblici per combattere le disparità, perché la lingua ghettizza e toglie diritti. Il Senato di Berlino punta alla riforma linguistica nei prossimi 3 anni. Gli impiegati pubblici devono stare attenti a quel che dicono. Le parole. Per una città da 14 milioni di visitatori all'anno, tempio della multiculturalità che accoglie tutti, almeno sulla carta. Che la lotta alla discriminazione sia uno dei cardini della cultura di Berlino lo dimostra l'ultimo sforzo per combattere il razzismo nel linguaggio, un manuale di 44 pagine distribuito in tutti gli uffici pubblici. In una città di stranieri invasa ogni anno da onde di migranti, come spesso la descrive una certa retorica, l'impegno a non creare cittadini di serie A e di serie B è quotidiano. È necessario integrare culture diverse e da qui il progetto di stampa di un breviario del lessico aperto a tutte le sensibilità. Il Senato di Berlino ha inviato in migliaia di uffici pubblici un libretto scritto e illustrato in cui sono condensate
le nuove linee guida per trattare con clienti e personale. Dobbiamo comunicare con le persone indipendentemente dal loro sesso, origine etnica, colore della pelle, età, disabilità, religione, visione del mondo, identità sessuale. Nulla di nuovo per i tedeschi, che fanno attenzione alla lingua al punto da aggiungere un asterisco ai nomi per indicare ambo i sessi quando si rivolgono a un pubblico imprecisato di uomini o di donne, scrive La Stampa. Bisogna dire partner e non fidanzato anche a Tokyo, dove si impongono le frasi tabù. In Giappone un nuovo regolamento per eliminare dal vocabolario la discriminazione inconscia. Ficcare il naso nella vita privata altrui è ritenuta un'aggressione. Questo su La Stampa di oggi. Dalla Stampa però passiamo a vedere anche gli altri quotidiani. Un'occhiata la diamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto mette in apertura il titolo sulla Lega, scoperte 100 operazioni sospette, 10 anni al setaccio, Banca Italia segnala, la Guardia di Finanza indaga, da Bossi a Salvini una montagna di nuovi documenti per rileggere i flussi milionari della rete dei professionisti legati al partito, intanto per Siri il processo si avvicina. A pagina 6 c'è l'articolo di Davide Milosa, flussi di denaro, milioni di euro, operazioni sospette, la Procura di Milano, nell'inchiesta sul caso Film Commission e sui commercialisti vicini alla Lega, ora indaga. Su questo l'accelerazione è arrivata dopo il vertice coi colleghi di Genova, sui 49 milioni. Da giorni la Guardia di Finanza di Milano sta studiando 100 segnalazioni per operazioni sospette elaborate dall'antiriciclaggio di Banca d'Italia che riguardano uomini vicini alla Lega, coinvolti o citati nel fascicolo milanese e in quello ligure. I documenti raccontano gli ultimi 10 anni di flussi, a partire dal 2010, epoca in cui era operativa la Lega di Bossi e del tesoriere Belzito. Documenti, scrive il Fatto, che non sono stati depositati e non coincidono con le note dell'antiriciclaggio di Banca d'Italia allegati agli atti del fascicolo. Insomma, materiale inedito allo studio della finanza. Vi rientrano tutte le attività che nel tempo hanno riguardato i due commercialisti di Ruba e Manzoni, tutte le società a loro collegate, anche quelle nelle quali risultano soci politici di rilievo come il tesoriere Centemero e il senatore bresciano Borghesi. Nello specifico si tratta della STP, società di commercialisti, già oggetto di segnalazione, il cui capitale iniziale, per quanto riguarda Centemero, è arrivato in parte da denaro pubblico. Sul tavolo le attività connesse agli imprenditori vicini, i soliti nomi, Baracchetti, Carrara, Boniardi e via dicendo. Una montagna di carte, scrive il Fatto, dalle quali potrebbero uscire novità di rilievo. E ancora, nello scambio di atti dalla Procura di Genova a quella di Milano, i risultati delle perquisizioni a carico dei commercialisti bergamaschi, gli assetti societari dell'imprenditore Lazzari, il cui nome è associato a sue società, una in Lussemburgo, che hanno gestito indirettamente le società riferibili a Di Ruba e Manzoni e via dicendo. Così è il Fatto Quotidiano di oggi, nuovo record. Mentre sempre dal Fatto i contagi peggiorano ancora. Salvini vada in isolamento, focolaio alla cena leghista di Terracina, la richiesta della SL per il leader leghista in Campania maglia nera, ecco perché. E poi ancora in primo piano la svolta dei ballottaggi, destre KO, scrive il Fatto, e Christine Lagarde che parla di stime errate sull'austerity, ci siamo sbagliati, dice la Presidente della Banca Centrale Europea. E ancora Milano indaga sul Vaticano, poker di inchieste, una rogatoria sul broker Torzi. Se ne occupa Gianni Barbacetto. Di cosa si tratta? Del fatto che anche la Procura di Milano pare abbia acceso un faro, come si dice, sull'affare Vaticano e su un broker in particolare, Gianluigi Torzi. 4 inchieste dei PM di Milano, un poker di indagini, una rogatoria arrivata dal Vaticano. Anche la Procura di Milano entra nella partita delle inchieste che stanno scuotendo la Santa Sede. Sotto la lente della Procura di Milano, uno dei finanzieri protagonisti degli affari di Monsignor Becciu e dei suoi collaboratori alla Segreteria di Stato. Si tratta di Gianluigi Torzi, che nel 2018 sostituisce Raffaele Mincione, altro mago della finanza, nella gestione dell'ormai famoso Palazzo di Londra di Sloane Avenue, fonte di perdite milionarie secondo gli investigatori vaticani. Ci sono 4 fascicoli sugli affari di Torzi aperti a Milano.
da 4 sostituti procuratori diversi per truffa e bancarotta. Il più antico riguarda il crack di Banca MB saltata nel 2012. Insomma, 4 inchieste anche dei pubblici ministeri di Milano sull'affaire Vaticano, o meglio sul finanziere al centro dell'affaire Vaticano. Andiamo a vedere però anche l'apertura del Giornale di Alessandro Sallusti. Il Giornale apre così: fra virus e immigrazione non chiudono i locali ma riaprono i porti, mascherina obbligatoria ma bar aperti e no al coprifuoco. Accordo PD 5 Stelle in Consiglio dei Ministri, torna la protezione umanitaria. Il commento di Marco Gervasoni sulle minacce del Premier Conte: dietro il regime sanitocratico le idee liberticide, l'ideologia del regime sanitocratico nel discorso di Assisi del Presidente del Consiglio Conte, che ha ripetuto 2 concetti pericolosi: sacrificare certe libertà per preservare la salute e proporre una rigenerazione interiore sul piano culturale. L'altro commento, il pasticcio sul calcio, la figuraccia, firmato da Riccardo Signori, e poi la crisi permanente, commenta Augusto Minzolini, è il solito alibi che paralizza il governo. Mentre è ufficiale, arriva una marea di tasse e Gualtieri sguinzaglia gli esattori, scrive ancora il Giornale in prima pagina. Ho detto all'Agenzia delle Entrate che adesso bisogna ripartire con grande gradualità. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha spento le speranze di partite IVA e piccole imprese. Parliamo di debiti verso il fisco che non c'entrano col coronavirus, giusto che i contribuenti saldino, ma nel tempo. Scrive il Giornale, riassumendo in prima pagina, mentre sempre dal Giornale i ribelli grillini, i duri e puri sono soltanto i più affamati, scrive Alessandro Sallusti nel suo primo piano, nel commento, nell'editoriale di prima pagina. Mentre c'è un'ondata di positivi VIP tra Palazzo e media, si ferma la Corte Costituzionale, chiude la Stampa, che non chiude, come abbiamo detto, come abbiamo visto prima, il direttore Giannini colpito dal coronavirus, l'ex ministra Lorenzin, il sottosegretario Merlo, paura alla RAI, focolaio sospetto in un comizio di Salvini, von der Leyen in autoisolamento alla Commissione europea, così il Giornale. Dal Giornale però passiamo al Giorno, Nazione, Resto del Carlino, il quotidiano nazionale, che apre la prima pagina di stamani con una vicenda giudiziaria. Alberto Stasi, l'uccisione della fidanzata Chiara Poggi, è stato condannato, uccise la fidanzata, no a un nuovo processo. Per Alberto Stasi dovrà scontare 16 anni. La madre di Chiara dice: speriamo che sia finita. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Qui Parlamento. E apriamo la nostra parentesi in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, con una conversazione con Igor Iezzi, deputato milanese della Lega, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali. Buongiorno Igor, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti voi. Giornalista. Igor, a questo proposito tu ti sei occupato, ne abbiamo visto prima anche la home page, la pagina Facebook di Matteo Salvini, la sua bacheca che si apre con
E la prima pagina di Libero stamani, nel commento di Filippo Facci, che si apre con tutti gli insulti pesanti, pesantissimi, minacce anche vere e proprie di stupro, di violenza, oltre che insulti terribili, ricevuti da Silvia Sardone, eurodeputata leghista, e anche però da altre donne della Lega, perché Libero fa una piccola rassegna di insulti pesantissimi che sono arrivati a esponenti, a partire da Silvia Sardone, per la quale tu hai preso posizione in particolare, perché la vicenda è correlata anche a una battaglia contro l'apertura di una moschea a Milano. Un breve commento, perché Filippo Facci oggi su Libero sottolinea come ci sono due pesi e due misure, anche in questo caso. Infatti le questioni sono due. Innanzitutto permettimi di esprimere ancora la mia solidarietà alla Silvia e a tutte le altre esponenti della Lega che come dicevi, come ricordavi te, sono stati colpiti da insulti di vario genere e anche da minacce vere e proprie. È vero che su i social network, luogo spesso adibito a minacce di questo tipo, ci sono tanti leoni da tastiera, però è anche vero che insomma ricevere minacce non fa mai piacere, bisogna sempre tenere alta l'attenzione e la guardia, perché i pazzi ci potrebbero sempre essere. E poi c'è un'altra questione che è quella politica, come giustamente ricordavi te, citando appunto alcune testate giornalistiche, un discorso di due pesi e due misure, insomma mi sembra che si sia alzata un fuoco di sbarramento nei confronti degli attacchi, delle minacce, sessismo o robe del genere, quando sono coinvolte esponenti della Lega, ma comunque in generale del centrodestra. La sinistra sembra un po' avere, come dire, un occhio di riguardo per i propri esponenti e zero attenzione per gli altri. Questo è sbagliato perché di fronte alla violenza, alle minacce, a linguaggi di questo tipo bisognerebbe essere tutti compatti e tutti uniti, al di là dei temi che scatenano questo tipo di violenze. La sinistra può benissimo non essere d'accordo con la nostra posizione sulla moschea, in questo caso si parlava della moschea di Viale Novara, una moschea che vogliono aprire nella città di Milano. La sinistra può benissimo non essere d'accordo, ma su violenze, minacce, messaggi di questo tipo la condanna dovrebbe essere unanime, a prescindere dai motivi che le hanno originate. Igor, altro tema, sempre rifacendoci un po' agli argomenti del giorno, c'è il giornale che oggi titola l'ondata di positivi VIP tra Palazzo e media, positivi al Covid naturalmente, che tu hai appena fatto un tampone, no? Se non sbaglio. Io non sono un VIP e quindi non sono positivo, non sono tra i positivi. No, sì, appena sto prendendo il volo delle 10, che è un volo Covid free, e qui ti fanno il tampone quello rapido e sono negativo, e quindi continuo il mio viaggio verso Roma per lavoro. Mi ha fatto un po' riflettere, devo dire, il tampone. Io non l'avevo mai fatto. Devo dire che comunque non è un'operazione chirurgica ovviamente, però è comunque una sua invasività, ce l'ha, Io a volte sento parlare un po' troppa facilità di questo tampone, per esempio quando sento che alcuni vorrebbero farlo a scuola, farlo ai bambini troppo spesso non credo che sia una cosa adatta. Io ho visto gente, non fa male, per carità, non voglio spaventare nessuno per il futuro, anzi c'è gente che manco si accorge, altri un pochettino di fastidio glielo dai, comunque un cotton fioc in sostanza che ti entra nel naso, insomma non è proprio una di quelle cose che comunque si possono fare tutti i giorni magari nei confronti dei bambini. Questo fa riflettere anche sulle modalità organizzative del futuro, questa cosa. Senti, questo l'hai dovuto fare perché non c'è il modulo di autocertificazione da compilare sul volo, in questo senso? È una cosa, ci sono 2 voli al giorno che fa l'Italia, da quello che ho capito sperimentale, credo in attesa di farlo su tutti, insomma, però qui poi dovremmo indagare su quali sono le intenzioni dell'Italia. Ci sono questi 2 voli che sono Covid free, cioè tu prima di salire devi per forza fare il tampone o comunque avere un certificato che ti dice che tu l'hai fatto entro 72 ore. Negli altri voli basta l'autocertificazione, questi qui sono proprio 2 voli, uno alle 10 e uno alle 17 se non erro, che ti fanno questa cosa qua. E appunto oggi io non l'avevo mai fatto, la prima volta che ho fatto un tampone
da lì dice, io ripeto, non è nulla di cui preoccuparsi, per carità un adulto lo supera abbastanza, però insomma, un po' di fastidio lo dà per un bambino, può essere un po' non piacevole. Ecco Igor, lo si propone come soluzione, diciamo, tamponi di massa, insomma io ci rifletterei un attimino. Da pensarci sopra, insomma, dici. Intanto positiva Beatrice Lorenzin, ex ministro, il sottosegretario agli esteri Riccardo Merlo, 4 alla Corte Costituzionale, il direttore della Stampa Giannini, ferma anzi mi pare la Commissione Bilancio della Camera e anche la Commissione Esteri della Camera, in virtù del fatto è stato positivo il sottosegretario agli esteri Riccardo Merlo. E poi c'è il DPCM in arrivo. Da quello che si è capito, qual è il tuo giudizio, Igor, sulle prossime regole? Partendo dal presupposto che non sono un medico e non sono un esperto, però mi sembra evidente che diciamo, il termine positivo al virus è diventato un termine un po' troppo, come dire, esteso, nel senso che positivo c'è colui che è ammalato, ma c'è anche colui che è semplicemente al virus, però non ha sintomi, non ha nessun tipo di malattia e vive tranquillamente. In tutti i casi ovviamente servono delle attenzioni, però diciamo questi positivi mi sembra che siano diversi da quelli di qualche mese fa, insomma, c'è una recrudescenza in quanto a numeri ma non in quanto a violenza. Quindi io non vorrei che si usassero questi numeri che sono in aumento ma che però non portano alle stesse conseguenze di qualche mese fa, questi numeri che fossero usati diciamo, per l'ennesima volta per provvedimenti esagerati e illiberali. Cioè, il nostro paese è in una situazione molto, molto pericolosa, molto borderline e noi dobbiamo assolutamente fare attenzione. Io non sono certo uno di quello che dice di far finta di niente, se no per dire oggi non avrei fatto il tampone. Però dall'altro punto di vista dobbiamo trovare dei sistemi che permettano di vivere, perché noi dobbiamo vivere, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo continuare ad agire, a interagire tra di noi, non si può pensare di bloccare. Io quando sento che si vogliono bloccare i nuovi ristoranti qui dalle ore 23 è molto pericoloso, perché si muore di virus ma si muore anche di crisi economica, l'abbiamo visto nei mesi scorsi, il rischio per i prossimi mesi è tanto, quindi bisogna veramente usare il buon senso. Allora Igor, un commento anche sui ballottaggi, in particolar modo in Lombardia, anche quest'oggi i giornali dicono vince l'alleanza PD 5 Stelle, come del resto avevano già detto in occasione dei 15 giorni fa del voto, no, in generale. Il refrain è questo, in Lombardia però un qualche rumore lo fanno Corsico, Legnano, Lecco e Saronno, che passano o comunque sono del centro-sinistra, no? Sì. Un tuo commento? Ma io credo che il ballottaggio è sempre un'elezione un po' particolare, un giudizio vero e proprio politico lo si può dare secondo me sul primo turno. Il secondo turno è sempre un po' particolare perché c'entrano, come dire, ci sono tanti fattori che influenzano le decisioni, che sono a volte anche fattori non propriamente politici. Io ho visto sindaci della Lega che hanno perso al ballottaggio ricevendo meno voti del primo turno, e i voti del primo turno del sindaco della Lega sconfitto erano maggiori dei voti al secondo turno del sindaco di centrosinistra che ha vinto. Quindi ci sono un po' di questi paradossi che sono dovuti all'affluenza. Evidentemente anche la paura appunto della questa, diciamo, narrazione di nuovo tragica che si fa della possibilità di contagi magari ha frenato molti ad andare a votare. Quindi diciamo, secondo me è un po' difficile pensare di fare un giudizio politico sul secondo turno. Il primo turno rende più l'idea di quello che è successo, insomma, perché c'erano anche le regionali, quindi un voto più disteso. E io confermo comunque tra primo turno e secondo turno il fatto che per la Lega comunque ci sono state delle realtà di difficoltà, ma comunque il giudizio non è negativo sulle elezioni. Diciamo, forse le aspettative erano più alte del dovuto, ecco. Però se noi guardiamo a mente lucida il risultato, comunque ci sono dei passi avanti anche per quanto riguarda la Lega. Però comunque io di questo non mi preoccuperai se poi è questo che c'è una ragione che si vuole fare, perché comunque adesso abbiamo 2 anni e mezzo, perché
le elezioni politiche sono nel 2023, prima non ci sono altri grandi appuntamenti elettorali, sono nel prossimo anno con dei comuni in capoluogo importanti, ma dove varrà molto una logica amministrativa e non politica, e quindi adesso bisogna capire cosa fare nei prossimi mesi. Allora, anche grazie. Anche perché mi sembra che la sinistra stia picconando in un po' quel lavoro che si è fatto negli anni passati, e invece di guardare avanti mi riferisco per esempio ai decreti di sicurezza, si torna indietro. Ecco, di questo, davvero un peccato. di questo appunto volevo chiederti anche un breve commento, no? Perché è un'altra delle notizie del Io giorno. credo che sia scandaloso quello che sta succedendo sui decreti di sicurezza, perché si è preso come scusa i rilievi che aveva fatto Mattarella per stravolgere i decreti di sicurezza. Siamo di fronte a un governo che non riesce a fare nulla di nuovo, perché se voi pensate a un provvedimento fatto da questo governo avrete difficoltà a immaginarlo a uno. L'unica cosa che stanno facendo è distruggere quello che è stato fatto di positivo nella precedente esperienza governativa. Mi riferisco ai decreti di sicurezza, quota 100, insomma tutta una serie di misure che vogliono cancellare senza sostituirle con nulla di nuovo. Per quanto riguarda le decreti di sicurezza è un passo indietro, si riapre la mangiatoia, e quello che mi dispiace è che oltre a vedere il Partito Democratico che festeggia per la cancellazione di decreti di sicurezza, anche la criminalità organizzata molto probabilmente in queste ore sta festeggiando, perché vuol dire per loro di nuovo un flusso di denaro che li può entrare nelle casse, come è stato dimostrato e successo negli anni passati, quando l'accoglienza riguardava centinaia di migliaia di clandestini. Allora, grazie a Igor Iezzi, buona giornata Igor, buon lavoro, grazie mille, a presto. Qui Parlamento. 10 minuti, poco più, torniamo in prima pagina con il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione e Resto del Carlino, però facciamo anche una piccola incursione nella musica, giusto? Una piccolissima pausa musicale per ricordare i compleanni di oggi nella storia della musica. Niente male. Andreas Randel, compositore e violinista svedese, nasce oggi, il 6 ottobre del 1806, a Ramdala, appunto in Svezia, dove morirà nel 1864. Questo era il quartetto brillante in fa minore, il primo movimento. L'allegro moderato. Intanto torniamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale. Il caso è chiuso. Quale? Il caso di Alberto Stasi e la fidanzata Chiara Poggi. A pagina 1 e a pagina 13. Gabriele Moroni. Stasi non avrà un nuovo processo. Respinta la richiesta di revisione. L'ex fidanzato deve scontare 16 anni. Il legale dei parenti della vittima dice: c'è un'unica verità. La mamma di Chiara, lasciate in pace mia figlia. Speriamo che sia davvero finita, dice la mamma della ragazza uccisa. Ora mi sento più sollevata. Per la sesta volta consecutiva la colpevolezza è stata confermata, fa notare l'avvocato. E sempre dalla prima pagina del Quotidiano Nazionale, Conte per ora salva bar e ristoranti. Per quanto concerne le nuove misure anti-Covid, troppi misteri, però, scrive Raffaele Marmo, sulle vittime del Covid. I dati che ci vengono nascosti. Di che si tratta? La seconda ondata del coronavirus porta nei bollettini
Numeri, dati e percentuali sempre meno trasparenti e comprensibili. Cifre che dicono all'apparenza molto, ma che in realtà comunicano solo la sensazione di un nuovo stato d'emergenza, senza raccontarci come stiano realmente le cose e verso dove si stia muovendo. Il problema non è in ciò che ci viene detto o che leggiamo nei numeri. Il problema riguarda la mancanza di dettagli e di informazioni sull'andamento del contagio e delle modalità di contrasto e di cura. Prima di tutto, chi sono i morti? Domanda Raffaele Marmo. Nella prima fase della pandemia ci eravamo abituati ad attendere la conferenza stampa di metà pomeriggio, Comitato Tecnico Scientifico Protezione Civile, i volti di Borrelli, Brusaferro, Locatelli diventati familiari. Oltre le cifre della statistica, scienziati ed esperti ci hanno offerto spiegazioni che hanno dato una rappresentazione anche qualitativa della tragedia. Insomma, ci hanno aiutato a capire cosa rischiavamo, cosa potevamo attenderci. Oggi no. Da più settimane assistiamo a un incremento dei contagi senza sapere altro, senza che nessuno spieghi chi sono i morti da coronavirus, quale età, avevano altre patologie, quali indagini sulle salme, perché a fronte di elevati numeri positivi vi sono meno deceduti, tutte domande senza risposte, ma è del tutto evidente che dalle risposte derivano conseguenze significative sulle opinioni, sul nostro modo di percepire la pandemia, ma le informazioni sono lacunose e carenti anche sui contagiati e sui ricoveri. Quanti positivi finiscono realmente in ospedale e in quali condizioni? In quanti giorni in media si esaurisce la positività? Quanti sono gli asintomatici? Non c'è uno straccio di indicazione, così come, conclude Marmo, manca completamente una percentuale sui luoghi o sulle condizioni del contagio. Dove ci si ammala di più? In famiglia? Sui mezzi pubblici? Al lavoro? A scuola? Nelle uscite con gli amici? Possibile, insomma, che abbiamo saputo di più e di meglio durante il lockdown? No. E dunque chi li ha in mano tiri fuori i dati. Saremo tutti più consapevoli delle nostre azioni, scrive Raffaele Marmo nel commento di prima pagina sul Quotidiano Nazionale, che poi parla di emergenza scesa al sud, caos Campania, ospedali sotto pressione, mancano i posti. E poi ritorna a pagina 5 la domanda: cosa ci viene nascosto? Troppi silenzi sui malati. Perché da mesi riceviamo informazioni poco trasparenti? Qual è l'età delle vittime? Quanti sono i morti riconducibili solo al Covid? Come prende le sue decisioni il Comitato Tecnico Scientifico? Chi sono le vittime innanzitutto? Dove ci ammaliamo? Perché i verbali del Comitato Tecnico Scientifico segreti? Come stanno i malati? L'identikit dei pazienti con le statistiche incomplete, scrive il Quotidiano Nazionale, mentre la scuola regge e la Francia invece si ribella al giù le serrande in Francia. Diamo uno sguardo adesso anche agli altri quotidiani velocemente. Dal Giorno andiamo al Mattino di Napoli, il quotidiano napoletano che apre con De Luca che chiude, Conte no, la stretta solo in Campania, bar e ristoranti chiusi alle 23, bar, pizzerie e pasticcerie chiudono alle 23, i ristoranti entro quell'ora potranno accogliere gli ultimi clienti, nessuna limitazione per le consegne a domicilio. Queste le decisioni di De Luca in Campania. Mascherine all'aperto in tutta Italia. In Campania i Covid Center al palo, senza collaudi e personale. Non ancora utilizzati i 3 Covid Center in Campania, allestiti ad aprile in attesa di collaudo. Le strutture a moduli volute dal presidente De Luca per affrontare l'emergenza coronavirus sono parte dei 977 posti letto totali in Campania allestiti per le cure agli ammalati di Covid-19. Dal Mattino al Messaggero, il quotidiano romano che mette in prima pagina in apertura la truffa dei tamponi a domicilio. Un'infermiera e il compagno hanno effettuato falsi test a pagamento senza farli mai analizzare. A tutti davano finti certificati di negatività. Decine di casi accertati, indaga il pubblico ministero di Civitavecchia. La truffa dei tamponi fatti a domicilio ma falsi. Un'infermiera li rubava all'ospedale a Civitavecchia. Il complice faceva il prelievo a pagamento. Ai pazienti i referti con risultati finti, tutti negativi. Le vittime sono almeno 30. Poi c'è il cluster di Terracina che spaventa il Carroccio. Salvini per ora no al test. Dopo il comizio elettorale del segretario, positivo il coordinatore del Lazio, Zicchieri. La paura del partito per la cena dei 500 venerdì scorso a Catania con tutti i big. Mentre dal Messaggero passiamo a vedere anche Il Tempo di Roma, quotidiano diretto da Franco Bechis.
Nel 2021 aumentano le tasse, è il titolo principale, amara sorpresa. Nella manovra che il governo sta approvando salirà di 0,5 punti la pressione fiscale al 43%. Beffa dopo gli annunci sulla riforma dell'IRPEF. Non un euro dagli evasori per alleggerire il fisco, altro che taglio delle tasse sbandierato dalla maggioranza. La pressione fiscale salirà. Lo scrive lo stesso governo nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza. Nel 2020 le imposte hanno segnato un più 0,1%, nel 2021 l'aumento toccherà lo 0,5%, facendo arrivare la pressione fiscale al 43%, scrive il Quotidiano Romano. Ci hanno preso in giro, il pezzo di Alberto Di Maio, tasse su. Nel 2021 aumento dello 0,5% e rallenta anche la lotta all'evasione. Siamo i più vessati d'Europa, è un titolo che è sempiternamente valido. Conte ci ripensa, no al coprifuoco, il caos delle regole ma il calcio va avanti, Trump che lascia l'ospedale e poi la riscossa del centro-sinistra al secondo turno delle elezioni amministrative. Questi gli argomenti del Quotidiano Romano. Passiamo a Italia Oggi, quotidiano diretto dall'ottimo Pierluigi Magnaschi. In primo piano il fisco e gli ammortamenti, una questione che riguarda, a pagina 30, i professionisti e coloro che si occupano di bilanci, il rinvio degli ammortamenti per il 2020 che salva i bilanci senza avere ripercussioni sulla deducibilità fiscale. L'argomento è tecnico e riguarda non poche persone ovviamente, comunque poi c'è la politica. A Matera PD 5 Stelle al 67,6%, ribaltoni a Chieti e Senigallia. L'alleanza PD 5 Stelle può guardare sognante a Matera, dove il candidato 5 Stelle Domenico Bennardi è nuovo sindaco. Ha sconfitto il candidato del centrodestra col 67%. La città era governata da una giunta di centrodestra. A Bolzano confermato il centrosinistra. A Merano sindaco verde. I sindaci uscenti hanno dimostrato di avere una marcia in più. Conferme per Giuseppe Falcomatà, Reggio Calabria, ribaltoni a Chieti e a Senigallia, nel senso che Chieti va alla sinistra, Senigallia a destra, mentre c'è da segnalare in prima pagina la rubrica diritto e rovescio, come sempre interessante, il corsivo del direttore Magnaschi. Il titolo di questo esemplare articolo è nelle pagine interne di oggi, di Domenico Cacopardo sul Mose di Venezia. Il titolo è "Il mondo ringrazia De Michelis". Va aggiunto: se per iniziativa e decisione della quasi totalità dei media non fosse stata censurata l'azione di De Michelis, che ha avuto questo sogno culturale e tecnologico, fare il Mose a Venezia, e poi gli ha messo le fondamenta perché fosse realizzato. E invece il Mose, in base alle cronache di questi giorni, è un'opera senza padre, frutto di un milite ignoto della politica italiana. Non so, scrive Magnaschi, perché sia stata cancellata la sua attività di De Michelis. Forse perché, se si tiene presente la visione, la forza, il coraggio, la lucidità, la determinazione di Gianni De Michelis nel perseguire i suoi obiettivi, si capisce come l'Italia sia oggi caduta in basso, scrive Magnaschi, con iniziative annunciate e poi ritirate, accordi governativi salvo intese, leggi abborracciate che si riscrivono 24 ore dopo l'approvazione, semplificazioni che complicano. Il mondo ringrazia, perché Venezia non è una città italiana ma del mondo. Tutta l'intellighenzia la sente sua, tanto è diversa, unica, fragile, meravigliosa. Non è una città ma un miracolo di tutti, scrive Pierluigi Magnaschi nella sua rubrica di prima pagina. Ha lasciato la prima pagina, c'è l'articolo citato di Domenico Cacopardo, "Il mondo ringrazia De Michelis per le dighe Mose che proteggono Venezia". È un'opera lodata dai principali politecnici. Se lo sapesse, perché i grandi media l'hanno nascosto. Il mondo ringrazierebbe De Michelis se lo sapesse. Non so dire con certezza se finché l'Italstat con la sua condotta controllò il consorzio, la sua performance etica fosse stata esemplare, anche se per il periodo in cui Luigi Zanda, in rappresentanza di Italstat, fu presidente del consorzio Venezia Nuova e io vicepresidente, scrive Cacopardo, nessun mercimonio vi fu compiuto. Per quanto si riferisce alle ruberie, voglio ricordare che con la stagione delle privatizzazioni l'IRI liquidò la sua quota nel consorzio Venezia Nuova cedendola ai privati. Nessuno si pose il problema di governance di un consorzio nato per realizzare compiti dello Stato e nel quale lo Stato aveva la maggioranza, lasciato totalmente in mani private. È molto interessante il pezzo di Cacopardo, pagina 5.
di Italia Oggi. L'equipe dei progettisti, capeggiati dall'ingegnere Alberto Scotti, ha svolto un lavoro che rimarrà nella storia dell'idraulica lagunare, certificato dai migliori politecnici del mondo e sabato dalla prova del fuoco. Ed è stato logico che per Venezia si formassero tecnici di serie A, quelli responsabili della gestione dell'opera. Ci sarebbe da aggiungere, come aggravante delle difficoltà, lo smantellamento del magistrato alle acque, passato da centinaia di dipendenti, naturalmente molti tecnici, a poche decine, fino alla sua chiusura operata da Graziano Del Rio, un vero flagello di Stato costui, il classico gettar via la vasca insieme all'acqua sporca, scrive Cacopardo, pagina 5 di Italia Oggi. L'articolo è molto lungo ma molto interessante per quanto concerne questa opera fondamentale, il Mose di Venezia, ma anche per capire come funziona nei gangli dello Stato, come è funzionato e cosa c'è da imparare anche da questa vicenda di poteri pubblici, di privatizzazioni, di liquidazioni, di tangenti e ruberie cosiddette, e poi comunque di un'opera lodata dai principali politecnici, un'opera grandiosa, il Mose di Venezia. Mentre sempre da Italia Oggi, l'attore di controllo, la rubrica di Tino Oldani a pagina 6, in Olanda chi ha 75 anni, anche se in salute, può chiedere l'eutanasia per vita compiuta. Questo diritto è ritenuto invece assurdo in Polonia, ricorda Tino Oldani. Da segnalare ancora su Italia Oggi il pezzo di Antonino Danna, il nostro Antonino Danna, che conduce quest'oggi sui temi del lavoro, come cambia post-Covid la Zoom delle 10.35. Come sta Trump? Nessuno lo sa, ma se ne dicono tante. La sua malattia collide con la ricandidatura alla Casa Bianca. Il desametasone usato su di lui è dato soltanto ai malati gravi. Donald ha fatto sapere dalla sua stanza d'ospedale di sentirsi molto meglio. Domenica, polemiche di nuovo a non finire. Si è concesso un giro in auto intorno all'ospedale per salutare i supporter. Ha infranto le regole della quarantena. I 2007 alla guida del SUV si dovranno fare 14 giorni di isolamento. Ma vi cito anche, prima di salutarci, il pezzo di Roberto Giardina da Berlino, giallo televisivo sulla riunificazione tedesca. In Germania i temi non trattabili sui giornali autocensurati finiscono nei serial televisivi. Il politically correct ha distrutto la cronaca a fin di bene, racconta Roberto Giardina. Domenica scorsa, davanti alla sinagoga di Amburgo, un giovane ebreo gravemente ferito con un colpo di pala in testa. L'aggressore è un Deutscher Staatsbürger, ha riferito il TG. Una formula per non rivelare che si tratta di un musulmano di 28 anni nato in Kazakistan con passaporto tedesco. Il codice di autocomportamento della stampa tedesca vieta infatti di indicare l'etnia di vittime e di colpevoli dei fatti di cronaca, per cui, eterogenesi dei fini, si finisce per credere che l'autore di un delitto sia un immigrato, anche se è un tedesco. Pezzo di Roberto Giardina è a pagina 14 di Italia Oggi. Ci fermiamo un attimo qui e poi tra poco Mordi Media, la rubrica di analisi della comunicazione politica.